E allora siamo già nel vivo della partita, non ci sono stati tempi materiali per avere una vera e propria introduzione della gara. Sono già in campo le due squadre già presentate brevemente da Michela. In ogni caso andiamo alla lettura veloce delle formazioni che sono appunto già in campo. Trento che scende in campo con il solito 3-4-2-1 con Valzorger tra i pali, Ruaben, Tonelli, Bertamini sulle fasce, poi ci sono Battaglioli e Rovè, in mezzo al campo Fuganti e Tononi. Tonelli e Poli si giocheranno lo spazio alle spalle poi di Dapra. Per quanto riguarda invece il Padova, la squadra allenata da mister Di Stasio scende in campo con un 4-3-1-2 con Polonio tra i pali, Malvestio, Amidea, Del Pozzolo e Biasiolo in difesa, Gastaldin, Spagnolo e Fabruzzo in linea mediana, Stefanello aggira invece alle spalle di Gallinaro e Carli. Non abbiamo avuto tempo, come dicevamo, per grandi introduzioni, ma non posso esimermi dal introdurre il mio quello che sarà di fatto il mio compagno di viaggio. Il curriculum parla per lui: oltre 15 anni come vice allenatore di Maran, come tecnico in Serie A, ma anche alle spalle una grande carriera da calciatore sui campi di C1, C2, Serie D. Un buongiorno a Christian Maraner. Buongiorno Federico e grazie per l'invito, e spero ancora che i miei anni da vice allenatore proseguono, no? Visto che sono così tanti. Mi fa piacere essere qua e ospitato a vedere questa partita, è la prima volta e sono molto curioso di vedere queste squadre, anche perché sono molto amico dell'allenatore, di Massimo Spagnoli, quindi mi fa piacere, grazie ancora per l'invito. E ringraziamo te per essere qui con noi. Introdurrei subito l'argomento della giornata, ovvero Spagnolo. Hai detto tu, tuo amico, oggi è squalificato per qualche parola di troppo volata durante la partita con la spalla. Al suo posto c'è mister Wisintainer, che appunto è l'assistente. Tu che sei l'assistente di Marani, hai lavorato tanto come assistente dell'allenatore, cosa ci puoi dire? Cosa succede quando poi l'assistente si trova in campo al posto del primo allenatore? Ma io penso che succede poco, nel senso che lavorare quotidianamente durante la settimana aiuta comunque a avere poi dei parametri durante la partita che sono, diciamo, automatici. Logicamente magari l'allenatore ha una visione diretta, però il contatto penso che rimanga anche durante questa partita, e quindi poi in campo le ragazze, insomma, poi hanno dimostrato fino adesso, anche la classifica parla per loro, di avere comunque una certa autonomia. E allora abbiamo approfittato intanto che il numero 8 del Padova era a terra, in particolare era Stefanello, che a seguito di un contrasto aveva avuto bisogno di soccorsi. Adesso entriamo però nel vivo della partita, perché la sfida ormai è iniziata da più di 2 minuti e 30. E allora questo Trento-Padova che avrà tanto da dirci, perché sono due squadre che non vogliono assolutamente perdere contatto dalla vetta. Un big match assoluto del girone B di Serie C. Qui Ruaben cerca la verticalizzazione, non arriva il pallone però a Dapra, pallone che finisce invece al Padova, il quale cerca di verticalizzare sulla destra, non funziona però l'azione del Padova. Allora Trento che cerca di sviluppare l'azione sulla sinistra, palla in profondità per Rovea che può correre, 1 contro 1 di Rovea. Cerca invece il pallone al centro, che viene però respinto dalla difesa padovana. Buona la pressione qui
del Trento Calcio Femminile, con Tonelli che può forse liberare il mancino. La conclusione esce debole e Polonio può fare suo il pallone. Qui forse poteva dare un po' più di forza alla conclusione. Sì, da queste prime battute di gioco sono incuriosito dal fatto che vedo il Trento una squadra veramente che gioca tanto la palla. No, questo non me l'aspettavo, è piacevole, ha un buon fraseggio e arriva facilmente a sfondare, quindi è di buon auspicio. Tradizione ormai di questa squadra il tentativo di controllare il possesso del gioco, iniziato con Pavan 2 anni fa, anche con Spagnoli quest'anno la squadra punta molto a controllare appunto il possesso del pallone, tenta sempre di costruire dal basso, di cercare poi i giocatori tra le linee, in particolare oggi Poli e Tonelli che agiranno alle spalle di Dapra. Dapra che comunque è un attaccante molto mobile, lo fa vedere qui, non riesce però a tenere in campo il pallone. Rimessa laterale allora per il Padova. Si incarica della battuta dal Pozzolo, cerca una soluzione molto lunga. Ruaben cerca invece di tenere il pallone in campo, che però scivola a sua volta in rimessa laterale, in questo caso per il Trento Calcio Femminile, che come vedete appunto riparte da dietro. Bertamini allarga su Battaglioli, la quale però non riesce a controllare il pallone, scivola questa volta ancora in rimessa laterale. Partita molto spezzettata in questo avvio, ci sarà anche un po' di tensione probabilmente tra le due squadre. Azione giocata a centrocampo qui, tentata da Spagnolo, buona la pressione in questo caso di Poli e ancora rimessa laterale. Lucin alza un pallone a campanile per evitare la pressione, palla che si alza nuovamente, azione confusa, prova a calciare ora Carli, fuori area viene murata la sua conclusione, adesso è costretta a allontanare senza troppi indugi Rovea, cerca Dapra di tenere sul pallone ma finisce per essere controllato dal Padova, il quale prova ad imbastire un'azione ma finisce per perdere palla. Ora Fuganti cerca l'imbucata, in particolare per la corsa di Rovea. Il pallone però è troppo lungo e scivola sul fondo. Buon avvio dai delle due squadre. Sì, un buon avvio, anche perché mi sono un po' informato, ho letto un po' di numeri, visto che sono due squadre che si equivalgono, al di là della classifica che premia il Trento, però a livello di numeri insomma sono due squadre similari. Stavo notando una cosa, no? Che praticamente questa squadra era data con un modulo, con il 4-3-1-2, però vedo che qualcosa... Attenzione però, perché Tonelli può mettere un pallone spiovente sul secondo palo, non ci arriva Dapra, questa era forse una prima occasione, se non da gol, comunque pericolosa per il Trento Calcio Femminile, e ora ti lascio finire il concetto che avevi iniziato. Sì, ho visto che le punte del Padova, Gallinaro e Carli sono larghe, quindi probabilmente per impedire anche agli esterni del Trento magari di spingere, quindi sembra quasi un 4-2-3-1 più che un 4-3-1-2, perché sono proprio larghe sui loro esterni per impedire proprio questa spinta e poi ripartire. Questa è la sensazione iniziale, quindi con una punta solo di riferimento. Attenzione perché una palla sanguinosa persa da Bertamini rischia di favorire in maniera decisiva il Padova. Ora Stefanello cerca il pallone in profondità, il pallone poi arriva a Spagnolo che cerca di amministrarlo, rientra la difesa del Trento Calcio Femminile che riesce ad allontanare il pallone. Ora Poli premia la sovrapposizione di Rovea, fa buona guardia in questo caso dal Pozzolo, che riesce a impedire lo sviluppo della trama del Trento Calcio Femminile. Buono adesso la giocata di Tonelli che riesce a difendere il possesso in un primo momento, non riesce però poi a appoggiarsi dal compagno.
Dapra, Bertamini, sbrazza Poli in avanti ma preferisce la soluzione corta per Fuganti. Ora è Tonelli che deve lavorare il pallone, si allarga da Battaglioli, possesso prolungato ora del Trento Calcio Femminile, che con pazienza non trova sbocchi a destra, allora prova ad andare a sinistra. Adesso è Rovea che cerca di sfruttare il 2 contro 1 insieme a Poli, pallone in profondità, Poli cerca di tenerlo dentro, forse se la fa, sì, ce la fa, finendo poi addosso alla porta a ridosso del campo. In ogni caso riesce a tenere il pallone in gioco e allora è il primo calcio d'angolo per il Trento Calcio Femminile. Cross al centro e Dapra arriva solo sul secondo palo alla deviazione di ginocchio, pallone che esce di un paio di metri alla sinistra della porta difesa da Polonio. Aveva provato ad inserirsi sul secondo palo Dapra in occasione del corner, una riuscita ad indirizzare verso la porta. Infatti era una buona occasione questa qua. Un altro aspetto che vedevo oggi, c'è una giornata che è molto ventosa, quindi da parte del Trento, che adesso sta giocando in favore di vento, potrebbe sfruttarla questa situazione qua, perché poi insomma quando si gioca contro vento si fa sempre più fatica. Adesso questo potrebbe essere invece un qualcosa da sfruttare. E prova allora il Trento a cercare ancora lo sbocco sull'esterno Mancino Rovea, non passa il pallone, torna però a Ruaben. Adesso buona qui la combinazione per Rovea che può mettere il pallone al centro. Polonio è costretta a deviare il tiro cross in angolo, c'era Tonelli nei pressi della porta e probabilmente se Polonio non avesse deviato il pallone ci sarebbe arrivata proprio lei con una conclusione relativamente facile. Secondo corner allora battuto ora da Poli, bello teso, però finisce sull'esterno della rete, non è riuscita a mettere il pallone in mezzo all'area, occasione allora che sfuma. Rinvia lungo Polonio, Fuganti svetta di testa, cerca sulla seconda palla di intervenire Dapra, finisce invece per intercettarla Dal Pozzolo, che cerca a sua volta di allontanare, ottiene però intanto una rimessa laterale perché Rovea ha colpito di testa. Squadra che appunto, attenzione qui perché Stefanello cerca di andarsene sulla pressione di Ruaben, riesce a girarsi velocemente, interviene però di nuovo la difesa del Trento Calcio Femminile che spedisce rimessa laterale, 11° minuto di gioco al momento. E se manca ancora una big chance, ci sono state almeno un paio di occasioni in zona porta per il Trento Calcio Femminile, non sono state sfruttate ancora. Cerca di uscire nuovamente dalla propria difesa il Trento Calcio Femminile, Fuganti cerca di servire la compagna in avanti, non viene però ostacolata, ma ancora una volta l'azione del Padova si scontra contro il muro della difesa trentina, solo 7 gol subiti finora, terza miglior difesa del girone, al pari proprio del Padova, che allo stesso modo ha subito 7 gol in queste prime 12 partite di campionato. Fuganti riesce a trovare bene Poli, che poi intuisce il movimento in profondità di Dapra, ha letto bene anche Dal Pozzolo, però l'inserimento dell'attaccante è riuscita a mettere in rimessa laterale che si è già battuta. Fuganti si appoggia da Tonelli che spalla alla porta, prova a fare la sponda per Poli, ancora un intervento provvidenziale della difesa del Padova, ferma l'azione. Rovea cerca Poli sul secondo pallone,
esce invece dalla difesa Malvestio, ancora da Pra che evita l'1 contro 1, invece cerca di combinare con Tonelli, non si chiude il triangolo, il pallone finisce invece in rimessa dal fondo. Tonelli. Diciamo che in queste prime battute di gioco si vede la capacità del Trento di portarsi con il fraseggio a varie conclusioni, a sviluppare le fasi di gioco, a differenza magari del Padova che gioca più su ripartenze. E questo è veramente, come ripeto prima, è veramente piacevole, hanno veramente un bel gioco, sono belle da vedere, si vede che sanno cosa fare, sono brave. E qui intanto è brava anche Battaglioli ad andare via alla pressione avversaria, cerca di guadagnare il fondo, buono il gioco di gambe, poi appoggia il pallone a Poli, la quale però era in posizione irregolare. Allora calcio di punizione per il Padova. Poli che ha già segnato al Padova in uno dei tanti precedenti tra queste due squadre negli ultimi 2 anni. Dotata anche di un gran tiro dalla distanza Poli. Vediamo se oggi il suo calcio potrà essere un fattore all'interno della partita. Come dicevi tu, c'è la mancanza del bomber, no? Nel Padova, no? Di Donà, che è quello che ha fatto 7 gol. La scelta dell'allenatore avversario è quella di far giocare Carli, che assieme a Gallinaro giocano larghe sugli esterni, sono 2 giocatrici più rapide, più veloci, forse è una scelta proprio per cercare di mettere in difficoltà sugli esterni il Trento. Questa potrebbe essere una scelta. Sì, perché infatti vediamo il Trento che comunque quando attacca tiene la linea abbastanza alta, la velocità in questo caso potrebbe permettere agli attaccanti del Padova di attaccare più facilmente in ripartenza. Calcio di punizione al centro area da Fuganti, sul secondo palo invece era arrivata da Pra, che ha forse fatto un passo troppo in avanti e non è riuscita ad impattare di testa il pallone, che invece è finito sopra la testa. Anche la traiettoria del vento, come dicevo prima Federico, può cambiare le giocate oggi. In questo caso qua si vede come l'abbiamo leggermente allungata, al di là della scelta della giocatrice di andare a staccare di testa. E assolutamente, anche in questo caso appunto, come dicevi tu, probabilmente c'è anche la questione vento che ha ingannato da Pra nella lettura della traiettoria. Trento che in questo momento cerca la soluzione lunga direttamente da Tonelli. Era stato un Tonelli per Tonelli, Linda per Alessandra, il pallone non è passato. Sulla seconda palla però cerca di sviluppare l'azione sulla sinistra al Trento. Il pallone invece è uscito sulla corsia. Allora un'altra rimessa laterale per il Padova. Padova che nell'ultima giornata ha pareggiato 0-0 contro una squadra di ottimo livello come il Venezia. Partita in cui è riuscita a partire con il piede giusto, impensierendo le avversarie più volte nel primo tempo. Poi nella ripresa è uscita la squadra veneziana e ha chiamato Polonio più volte agli straordinari. Mentre si gioca Trento-Padova, seconda contro quarta del campionato. Va in scena anche Cortefranca-Venezia tra la prima e la terza forza di questo girone B. Questa è quindi una giornata chiave assolutamente per questo girone che, come hanno ricordato in apertura di collegamento, vedrà affrontare proprio Trento Calcio Femminile e Cortefranca nella prossima partita.
questo caso in casa ancora del Trento Calcio Femminile. Attenzione perché Dapra questa volta si appoggia bene da Tonelli. Rovea cerca di premiare il movimento in profondità ancora di Dapra. Ha letto bene la traiettoria Malvestio che accompagna il pallone verso la linea di fondo e permette a Polonio un comodo rinvio. Parlavamo all'inizio dei numeri, no? Di queste due squadre, come si possono equivalere, anche e soprattutto sui gol subiti. Si vede in effetti che comunque è una squadra difficile da affrontare. Guarda come la palla come si ferma, e quindi il Trento dovrà essere bravo, nonostante abbia già avuto delle situazioni importanti per passare in vantaggio, ma dovrà essere bravo a insistere, perché è una squadra del Padova che si vede che è comunque organizzata, tosta, difficile da superare. Sì, hai detto bene, non sappiamo se si possa percepire dalle dirette YouTube e Facebook, ma qui effettivamente c'è un vento molto forte che impedisce in questo caso al Padova di attaccare con facilità verso la metà campo del Trento. In questo primo tempo leggermente invece è favorito il Trento, che gioca, come si dice, a favore di vento. È stato proprio evidente in occasione del rinvio di Polonio, il pallone come è tornato indietro verso la sua porta. Fuganti colpisce l'ennesimo pallone della sua partita di testa. Non riesce ad evitare che il Padova abbia un'ennesima rimessa laterale. Stefanello resiste bene agli interventi del Clarenzia e permette però al Padova di tornare dietro da Polonio. Allora nuovamente rimessa laterale per il Padova. Padova che fatica fino adesso a imbastire trame complesse, in ogni caso fatica proprio a conservare il possesso del pallone rispetto al Trento. A cosa pensi sia dovuto? Ma sai, questo è una domanda che dovresti fare a qualcuno che segue magari più il campionato. A vedere queste prime battute si vede che è una squadra che comunque cerca subito di verticalizzare e quindi giocare più sulle individualità, rispetto invece al Trento che cerca proprio il fraseggio. Questo è magari in difficoltà perché giocando anche contro vento adesso questo gli risulta sicuramente un po' più difficile, no? Perché le traiettorie cambiano. Ti passo la palla perché c'è una situazione. Certo, assolutamente. Perché appunto, come dicevi, nel frattempo è stato fischiato un calcio di punizione sulla tre quarti, sull'incrocio delle linee dell'area. Se ne incarica chiaramente Stefanello, la quale può mettere il pallone al centro. Cerca anche lei un pallone teso sul primo palo. Ha fatto buona guardia a Tonelli, che però ha dovuto concedere il primo calcio d'angolo della partita al Padova, che presenta ancora Stefanello in battuta e porta ben 6 saltatori in mezzo all'area. Dovrà provare a sfruttare questo tipo di occasioni il Padova. Cross al centro, Valzolger non riesce a bloccare il pallone, viene rimesso in mezzo dal Padova. In questo caso è Rovea a pulire l'area e a concedere il secondo calcio d'angolo alla formazione biancoscudata. Sempre area molto affollata. Cross sul primo palo, Valzolger ben in uscita. Il pallone era rimasto nei pressi dei limiti dell'area. Il direttore di gara però ha ravvisato un fallo. In favore del Trento Calcio Femminile, che ora può alzare il baricentro e ripartire. 21esimo minuto di gioco fino ad ora e occasioni da gol che per il momento latitano. Attenzione perché qui c'è stato un duro scontro
a centrocampo tra Linda Tonelli e una calciatrice del Padova, dovrebbe essere stata Carli. È stato un intervento pericoloso, qui poteva farsi male. Meno male che si è rialzata subito. Sì, effettivamente la gamba era molto tesa. Ruaben cerca riferimento in mezzo all'area, Tonelli prova a cercare il compagno di testa, ma non funziona la sponda dell'attaccante. Ancora Tonelli, che guadagna una rimessa laterale battuta subito. Poli, Fuganti, pallone che schizza, viene recuperato dal Padova, che ora guadagna anche un calcio di punizione per un fallo commesso da Battaglioli proprio sulla tre quarti campo del Padova. Anche in questo caso la formazione di casa può alzare la formazione ospite, può alzare il baricentro. Allora, palla in profondità. Bertamini respinge di testa sulla seconda palla, si avventa Stefanello che la lavora bene, allarga tutto dal Pozzolo, quale cerca di nuovo Carli. Eccola ora Stefanello, che riesce ad evitare di perdere il pallone e invece si guadagna un importante calcio di punizione, ancora una volta sulla tre quarti. Stanno un po' iniziando a diventare dei fattori questi falli, queste punizioni sulla tre quarti all'interno della partita. Squadre che faticano magari a creare situazioni da gol in fase di costruzione, ci provano maggiormente sulle palle inattive. Stefanello cerca la compagna in mezzo all'area, svetta in questo caso Tonelli, allontana, pallone che resta lì ed esce di poco. L'ultimo a toccare, secondo il direttore di gara, è stata una giocatrice del Trento Calcio Femminile. Allora c'è un altro calcio d'angolo in favore del Padova. Era una situazione pericolosa questa, quando la palla resta lì a metà strada. Sì, come dicevi, è un momento in cui si sta un po' soffrendo, in particolare su queste palle inattive, no? Stanno conquistando campo così con queste punizioni, quindi riescono magari a tenere il Trento nella propria metà campo. Terzo calcio d'angolo della partita del Padova, con Stefanello che cerca le compagne in mezzo all'area, pallone sul secondo palo, in questo caso interviene bene Bertamini che allontana di testa. Adesso Battaglioli è sulla corsia di sinistra e prova a cercare Tonelli. Buona situazione per il Trento Calcio Femminile che attacca in 3 contro 1. Tonelli cerca Poli in mezzo all'area, il pallone arriva però da Pra che può calciare con il destro. Polonio in uscita, gli nega la via del gol. Era un'occasione importantissima questa, bella la palla in profondità di Tonelli, ha calciato poi da Pra, tu per tu col portiere. Polonio è uscita bene e gli ha coperto lo specchio. Peccato, veramente peccato, ha fatto un'ottima ripartenza, una scelta corretta nell'ultimo passaggio, anche la conclusione non è stata male. Logico che tante volte quando c'è un'occasione così si parla di gol sbagliato, però sono state veramente brave, lucide anche nella fase finale. Peccato che non sono state premiate con il gol. Allora la prima grandissima palla gol ce l'ha al 25esimo il Trento Calcio Femminile, che qui non si accontenta, cerca la palla in profondità ancora per Tonelli che prova a calciare col destro, il pallone resta un po' indietro, quindi non riesce a dare potenza al tiro. Polonio che può intervenire sulla sfera senza troppe difficoltà. Padova che ora prova a reagire e a cercare Carli larga a destra, la quale si appoggia da Stefanello, prova a girarsi ma Linda Tonelli fa una buona pressione e spedisce il pallone in rimessa laterale. Dicevamo 25esimo minuto, la prima grande occasione da gol capita sui piedi di Dapra, innescata da Tonelli che non riesce però a indirizzare alle spalle di Polonio. Buona anche la parata dell'estremo difensore del Padova. Attenzione perché qui può calciare e riesce anche a calciare Stefanello
sul primo palo difeso da Valzolger si è dovuta distendere il portiere del Trento Calcio Femminile, che ha deviato in angolo, e qui in occasione di una palla sporca è riuscita a calciare con il destro Stefanello. Buona la parata. Sì, sono vivaci, hanno le 3 giocatrici davanti che veramente possono impensierire il Trento. Attenzione, perché qui la palla al mezzo di Stefanello sfila, non viene intercettata da nessuno in mezzo all'area. Prova ora a difenderla Biasiolo sulla corsia di sinistra. Pallone che torna in possesso al Trento Calcio Femminile, che ora non riesce a uscire dalla pressione del Padova. Invece è il Padova a provare la conclusione dalla lunga distanza. Ci ha provato Spagnolo, in questo caso anche magari per alleggerire la pressione e ricompattarsi in difesa. Rinvio lungo di Valzolger che viene addomesticato bene da Tonelli, poi da Poli e adesso Fuganti. Da Prano riesce a girarsi. Ancora attenta la difesa del Padova. Intanto sentiamo mister Di Stasio che dà indicazione alle proprie giocatrici, le invita a una maggiore collaborazione. Di Stasio è arrivato in estate a sedersi sulla panchina del Padova dopo altre esperienze in Serie B femminile. Aveva anche dichiarato a inizio stagione di voler provare a portare la squadra biancoscudata in Serie B, quindi al salto di categoria. Per adesso però deve accontentarsi del quarto posto. Attenzione, perché qui Fuganti gioca un pallone per Rovea che non riesce a difendere il possesso. Ci prova allora di nuovo Fuganti che cambia fronte. Azione che si sviluppa ora sulla destra con Battaglioli, pardon, si appoggia da Bertamini, che cerca il pallone in profondità per Tonelli. Cross al centro di Tonelli, difesa che allontana e poi ci ha provato Tononi con il mancino. Pallone molto complicato, ha dovuto colpire di controbalzo col sinistro. Infatti la sfera è terminata ampiamente distante dalla porta difesa da Polonia. Era una conclusione difficile. Difficile, però era giusto provarci, sono dei gesti tecnici che in campo devono essere fatti. Tornando all'allenatore del Padova, prima che dicevi si stava lamentando, c'è Stefanello che in effetti si trova con la scelta di far giocare Carli e Gallinaro più larghe, e si trova spesso davanti da sola contro 3, quindi questa è magari la difficoltà che possono avere il Padova, e questo può essere magari la superiorità dietro per il Trento deve essere sfruttata. Qui nel frattempo Battaglioli ha tentato di servire in verticale Poli, la quale si era posizionata bene alle spalle della difesa. Il pallone però è risultato troppo lungo per l'intervento del numero 18 del Trento Calcio Femminile. Qui attenzione, perché il Padova lamenta un fallo, o un presunto fallo accusato a Stefanello. Sentiamo bene il direttore di gara insinuare che Stefanello si sarebbe buttata in occasione del contrasto con Ruaben. Punizione allora per il Trento Calcio Femminile, con Valzolger che cerca Poli, si appoggia da Tononi, dietro da Tonelli, lancio lungo di Linda per Alessandra che non funziona. Respinge ancora la difesa del Padova, sempre compatta, sempre attenta. E ora Valzolger invece cerca il compagno in avanti, era Poli che aveva magari anche campo per andare in profondità. Non si è intesa bene con Battaglioli. Alla fine il pallone è rimasto in terra di nessuno, favorendo l'intervento nuovamente della difesa del Padova. In questo caso era stata
Biasiolo, Fuganti, si appoggia da Tononi, Tonelli, allora Trento che è costretto a tornare da Valzolger, qui pressa bene in avanti il Padova, riesce anche a recuperare il pallone la formazione biancoscudata, che ora va a cercare Carli sulla destra, la quale si ferma in ritardo e finisce per commettere fallo ai danni di Ruaben. Aveva provato in questo caso il Padova ad alzare la pressione, a recuperare palla a centrocampo, quando poi è riuscita a ritrovare il possesso della sfera, allargare da Carli. Ha letto bene la traiettoria Ruaben e si è interposta tra i due giocatori, intercettando il pallone. 34esimo minuto abbondante sul cronometro, mancano meno di 10 minuti al termine del primo tempo. Dopo questa prima mezz'ora possiamo dire che ai punti in questo momento il Trento meriterebbe qualcosina in più. Sicuramente ha avuto, nonostante la partita sia comunque equilibrata sotto certi aspetti, però le occasioni maggiori, una in particolare le ha avute il Trento, e quindi è un peccato, però insomma l'approccio e la gara è importante, è positiva da parte delle ragazze. Nel frattempo aveva provato ancora a cercare la profondità il Trento calcio femminile, si era mossa alle spalle della linea da Praga, era però in posizione di fuorigioco. Qui Stefanello invece cerca Carli, finendo però per colpire il pallone troppo forte e per non metterlo alla disponibilità di Carli. Battaglioli è costretta a rientrare, però lavora bene il pallone sulla destra e ora il possesso del Clarenza si sposta da Fuganti, ancora Battaglioli che ha un po' di campo per andare, sterza, mette il pallone col mancino sul secondo palo, era un'idea interessante, non ci ha creduto forse Rovea, o forse non ci è arrivata. In ogni caso l'idea di Battaglioli non era affatto male, deve provarci magari ogni tanto a cambiare lato velocemente, attaccare quello che viene definito il lato debole, il Trento, perché comunque sono tanti i giocatori del Padova nella propria metà campo. Qui Tonelli non in bello stile di certo, permette di recuperare palla a Carli, la quale si appoggia di nuovo da Stefanello, li tocca tutti lei i palloni sulla tre quarti del Padova, si appoggia da Spagnolo che cerca ancora Gallinaro, la quale però non riesce a domesticare il pallone, che finisce sul fondo. Sì, questa è una situazione che hanno creato, che spesso fanno, di verticalizzare in avanti per poi andare su queste seconde palle, dove appunto Stefanello è molto brava a recuperare questi palloni e a gestirli, e poi i due attaccanti da larghi a stringere dentro per creare pericolosità. Però, come ripeto, sono situazioni che si creano con lanci lunghi, invece il Trento fino ad ora ha sempre cercato, diciamo, il fraseggio e di andare sempre col gioco nei pressi del portiere avversario. E anche in questo caso il Trento prova un fraseggio corto sulla tre quarti campo, che è sempre molto ben presidiata dalle biancoscudate. Attenzione qui a Fuganti che combina bene con la compagna sul secondo pallone, però interviene bene il Padova, la quale cerca di allontanare con Fabruzzo. Finisce per ottenere un'altra rimessa laterale. Situazione confusa nei pressi della linea. E Padova che può alzare il baricentro con un'altra rimessa.
Padova che in trasferta ha un rendimento statisticamente inferiore rispetto a quanto ottenuto al Vermiglio di Padova. Le statistiche dicono che ha ottenuto 8 punti rispetto ai 14. Attenzione, perché qui trova il gol del vantaggio il Padova su un'azione sviluppata sulla destra, il cross al centro. È arrivata all'appuntamento con il pallone probabilmente spagnolo. E anzi è stata probabilmente Gastaldin a colpire in mezzo all'area. Dalla nostra postazione non si vedeva bene l'azione sviluppata sulla destra. In ogni caso il cross basso al centro è stato attaccato perfettamente a centro area da Gastaldin, che alla prima occasione disponibile ha portato in vantaggio il Padova. E lo ha fatto al minuto 38. Mancano solo 7 minuti alla fine del primo tempo. È un peccato perché poi la difesa del Trento è anche schierata, probabilmente è un po' magari una mancanza di concentrazione, ha lasciato troppo libera Gastaldin, che come dicevo sta fungendo quasi da dietro punta, no? Più che da centrocampista, no? E quindi si è trovata in una posizione congeniale. Peccato che il portiere l'aveva quasi parata, però insomma c'è tutto il tempo per recuperare. Attenzione, perché qui il Padova sfrutta l'inerzia positiva per cercare Carli sulla destra, pallone in centro giocato da Carli, è intercettato ancora una volta da Tonelli. Questa volta buona l'uscita del Trento, che non si sta alla situazione di vantaggio e prova ad attaccare in ripartenza, cerca la sterzata da Pra. In questo caso però si comporta benissimo Fabruzzo, che regge l'1 contro 1 e spedisce il pallone in rimessa laterale. Dicevi bene tu, Valzolger era riuscita a intervenire sul colpo ravvicinato di Gastaldin. Attenzione, qui Tonelli prova però il destro direttamente in porta, la posizione centrale circa 20 metri distante dalla porta di Polonio. Ha provato a dare potenza al tiro, c'era anche riuscita, non è riuscita invece ad angolare, ha permesso a Polonio una presa salda e sicura. Sì, ha fatto bene a provare, proprio anche per sfruttare anche il vento. Ha calciato poco da fuori area, ha sempre cercato di entrare con il fraseggio. Questa è una situazione invece che dovrebbero provare a sfruttare almeno questo primo tempo a favore di vento. E anche magari un po' per scuotere l'emotività del Trento calcio femminile, che si è trovato improvvisamente sotto nel punteggio dopo aver disputato un buon primo tempo. Alla prima occasione utile il Padova è riuscito a punire con l'inserimento di Gastaldin a centro area. Adesso starà anche al Trento provare a cambiare l'inerzia di questa partita. Vediamo se ci riuscirà addirittura prima del duplice fischio, se dovrà farlo mister Wisintainer con un discorso negli spogliatoi. Altro pallone giocato a centro area dal Padova, che però non passa. Prova allora da Pra a far uscire il Trento calcio femminile. Tonelli difende bene e cerca a sua volta di mandare Battaglioli. In questo caso però viene contrastata la giocatrice del Trento calcio femminile. Situazione ora confusa in zona tre quarti, prova a risolverla Fuganti, cerca di liberare il sinistro, finta contro finta, non riesce a liberarsi e finisce per perdere il tempo della giocata. Sì, arrivano sempre con estrema facilità dalle parti dell'area avversaria. Fino adesso è mancata, magari al di là delle situazioni, quel passaggio finale, quella situazione finale per concretizzare, però devono crederci, perché veramente stanno facendo la partita. E attenzione qua, perché invece Rovea forse non ha creduto fino in fondo al pallone in profondità servitole da Fuganti, non è riuscita poi ad andare a crossare, ha ottenuto una rimessa laterale in compenso nei pressi della bandierina. Ora da Pra cerca di girarsi e di mettere il pallone in mezzo all'area, qui forse in maniera un po' troppo ambiziosa ha cercato di girarsi e servire Tonelli a centro area con il mancino. Anche in questo caso Polonio è stata attenta ad intervenire.
Ancora Stefanello, che viene nuovamente raddoppiata da Ruaben e Fuganti. In questo caso però sul secondo pallone ci arriva nuovamente Gastaldina, autrice del gol del vantaggio. E ora squadre che faticano a tenere il possesso del pallone. Trento che è costretto a tornare indietro da Valzolgar, rilancio lungo, ancora una situazione confusa in mezzo al campo, pallone che premia però Ruaben, la quale prova ad impostare. Fuganti viene anticipata da Ferruccio, che in questo caso è stata brava a sfruttare la poca reattività della centrocampista del Trento per passarle davanti e guadagnare un calcio di punizione che in questo momento al Padova fa bene, le permette di respirare e di alzare nuovamente le proprie linee. Calcio di punizione battuto ancora al centro dell'area, respinto da Valzolgar. Per il direttore di gara non c'è più tempo e finisce così il primo tempo di gioco, i primi 45 minuti che vedono uscire dal campo il Padova in vantaggio per 1-0. Decide la rete di Gastaldina al minuto 39. Trento Calcio Femminile che ora dovrà ricompattarsi negli spogliatoi e provare a pervenire alla rete del pareggio nella ripresa. Andiamo un attimino in pausa. Una partita ferma in questo intervallo sull'1-0 per le ospiti, per il Padova, che è riuscito a sbloccare il risultato al 40°. Abbiamo prima presentato velocemente quella che poteva essere la partita che stava per prendere il via. Un po' ha rispecchiato quello che si diceva, un buon equilibrio, i portieri hanno rischiato poco. Certo. E forse ha rischiato tra l'altro più quello del Padova, però esatto. Poi come succede, la rete è arrivata dall'altra parte. Sono due squadre effettivamente di pari livello. Equilibrate, esattamente, forse anche un po' timorose, si sono studiate per una gran parte del primo tempo, quasi fino al 30°, e poi si sa che è sufficiente l'occasione in questi momenti dove l'equilibrio è stabile. Sì, l'episodio poi può decidere. È stato no? l'episodio, esattamente. Quando c'è una partita come questa, forse una gran confusione all'inizio a centrocampo, il gioco è rimasto lì, poi qualche occasione in più effettivamente per il Trento, che ha cercato con qualche azione di infilarsi. Sì. È una partita che può essere recuperata, proseguirà sulla falsariga di questo primo tempo? Senz'altro può essere recuperata. Probabilmente un po' l'ansia ha dato alle ragazze un po' di insicurezza, hanno giocato poco la palla a terra, cosa che secondo me andrebbe fatta, però per dare un po' più anche perché c'è un gran vento qui, quindi rende quasi impossibile il gioco aereo, e quindi direi che innanzitutto è recuperabilissima perché le ragazze hanno le carte e la possibilità di farlo. Hanno davanti una squadra che
secondo me glielo può permettere, perché insomma ci sta, insomma secondo me c'è spazio alla grande per poter fare bene. Anche perché è un Trento che normalmente gioca davvero palla a terra in maniera esasperante, e quindi proprio oggi con questo vento si ritrova... Esattamente, stupisce che abbiano scelto un po' di alzare palla quando il gioco che sanno fare insomma è buono e lo fanno bene palla a terra, quindi direi che insomma adesso penso che il mister darà un po' di ordine, darà un po' di tranquillità alle ragazze e tutto sta nel ripartire in maniera così, resettando tutto e ricominciando. Secondo me è fattibilissima. Certo. Basta ritrovare quella caratteristica che poi appunto la caratteristica della loro squadra. È la principale, poi. Esatto. Certo che contro hanno un Padova che adesso potrà solo badare a conservare il risultato, quindi da dietro non concederanno più molto. Esattamente, già l'abbiamo visto che concedono spazzando praticamente palla, quindi non lasciano nemmeno il tempo di poter ragionare, però insomma la squadra di mister Spagnolo è una squadra comunque che fa un calcio propositivo, quindi se riesce solamente ad imporre quello che ha sempre fatto fino adesso, credo che insomma ci sia la possibilità di recuperarla. Elementi pericolosi loro, forse davanti effettivamente un po' di velocità ce l'hanno le due punte? Sì, direi di sì, insomma, tra il resto manca anche oggi il capocannoniere e mi stupisce anche un po' questa, insomma, hanno elementi, però insomma dai, vediamo di ripartire sempre dal noi e non dagli altri, e quindi dare la possibilità al Trento di far bene. Siamo sull'1-0 per il Padova a Mattarello, quindi le ospiti si stanno in questo momento imponendo sul campo della seconda della classe. Dagli altri campi l'unico aggiornamento che io ho ricevuto è l'Unterland in vantaggio 2-1 sul Portogruaro, mentre partita già conclusa, giocata in anticipo ad Oristano, l'Isera, quindi comunque le squadre della nostra regione coinvolte in questi due cambi di risultato, l'Isera ha vinto ad Oristano, quindi questi sono i risultati e gli aggiornamenti che abbiamo fino ad ora. Ci fermiamo anche con i nostri commenti, ci attende un secondo tempo, noi speriamo con un Trento che con decisione rientrerà per riprendersi questa partita. A tra poco, ancora con Trento-Padova.
Allora inizia il secondo tempo tra Trento Calcio Femminile e Padova. Qui al comunale di Mattarello c'è stato un cambio tra le fila del biancoscudate. Ha lasciato il campo l'attaccante Gallinaro, è entrata invece Gastaldello al suo posto con il numero 13. Adesso vediamo, chiederò anche a te Christian di aiutarmi a capire come si sistemerà la squadra in campo. Però pare che anche Gastaldello andrà a posizionarsi sulla corsia di sinistra. Parte il Padova con la prima azione in zona tre quarti. Deve uscire sul pallone Walzolger. Allora, secondo tempo che avrà tanto da dirci. Innanzitutto, se il Trento Calcio Femminile riuscirà a riportarsi in parità e magari anche a vincere questa partita, che è molto molto delicata in chiave vetta della classifica. Dicevamo, tra due squadre che prima dell'inizio di questa gara erano rispettivamente al secondo e al quarto posto in graduatoria. Nell'altra partita tra Cortefranca e Venezia è in vantaggio la capolista, quindi il Cortefranca. E allora Trento, che è doppiamente chiamato a cercare di vincere questa gara per non perdere il contatto ad una sola giornata dallo scontro diretto proprio con il Cortefranca. Sì, stavo guardando un po' il Padova con questa sostituzione, se aveva cambiato qualcosa. Sembra che abbia accentrato un pochettino più Carli, che la ragazza che è entrata giochi un po' più centrale, però adesso vediamo nel corso della partita come si sistema. Attenzione qua, perché un pallone alzato al limite dell'area da Poli rischia di diventare pericoloso per Rovea, che non riesce però ad intervenire. È intervenuto invece il Padova, che cerca di ribaltare il fronte di gioco e di servire Carli in profondità. Riesce però la diagonale a Battaglioli, che ora si riposiziona sulla destra. Pallone intanto che è tornato da Walzolger, però non è riuscito a conservare il possesso. Ci prova ora il Padova. Buone le combinazioni a centrocampo tra Ferruccio, Spagnoli e Gastaldin. I Battaglioli probabilmente subisce fallo, infatti anche l'arbitro lo ravvisa. È stata la neoentrata Gastaldello a premere un po' troppo su Battaglioli, che è finito a terra. Ha conquistato un calcio di punizione. Trento Calcio Femminile che ora si affida a Tononi e di nuovo Battaglioli sulla destra per cercare il pareggio. Battaglioli potrebbe anche pensare a un cross, lo fa ora con il mancino, si avventa sul pallone Poli, che non riesce però a intervenire direttamente sulla sfera. Ancora una buona chiusura di Malvestio, ha impedito a Poli di colpire in area. Pallone recuperato qui intanto da Ruaben, che cerca la verticale per Tonelli, non arriva il pallone, che torna invece da Tononi. Si sbraccia da Pra sulla sinistra, ecco la servita, cross al centro questa volta per Tonelli, che riesce ad intervenire sul pallone, forse anche con un leggero anticipo su Polonio, non secondo l'arbitro, che ha invece fischiato fallo in favore del Padova, ravvisando in questo caso una carica sul portiere. Adesso il Trento deve essere bravo, perché il Padova sta cercando di mantenere alte Carli e anche la Stefanello, e quindi cercando di spingere un po' di più dovranno essere bravi con i tre difensori dietro a giocare bene sugli anticipi per non farle mai ripartire, perché adesso devono cercare di spingere un po'. Infatti l'abbiamo visto, Stefanello ogni volta che riesce a toccare il pallone senza troppa pressione riesce anche a diventare pericolosa. In questo caso ci prova anche con molta ambizione, calciando da quasi metà campo, pallone che però non impensierisce in alcun modo Walzolger, il quale ha già provveduto a rinviarlo.
Ora è Ruaben sulla corsia di Mancina a provare a cercare il riferimento davanti. In questo caso è Tonelli che lavora bene il pallone e si appoggia da Fuganti. Con la Mancino in avanti. Pallone che torna indietro. Eccola ancora Fuganti. Che cerca l'imbucata ma non trova spazio. Mette ora il pallone al centro per Poli, che viene respinto nuovamente. In questo caso la difesa del Padova è molto bassa a difendere l'area. Fuganti crossa sul secondo palo a cercare Battaglioli, che riesce a colpire con il piattone destro sul secondo palo. Non riesce però invece ad indirizzare verso la porta la conclusione. Aveva scelto benissimo il tempo, non è riuscita però a centrare lo specchio. Un'altra buona occasione per il Trento Calcio Femminile. È una grande occasione questa, perché poi loro devono sfruttare col fatto che la nuova entrata è molto più accentrata, no? Rispetto a Gallinaro, quindi a Battaglioli deve sfruttare questa la possibilità di giocare su questa fascia e quindi di aprirla e di giocare in ampiezza, come adesso, e andare a chiudere l'azione perché sono leggermente più strette. Allora nel frattempo ha conquistato un calcio di punizione il Padova nei pressi della metà campo. Se ne incarica ancora una volta Malvestio, che cerca direttamente le compagne in mezzo all'area. Carli riesce a girare verso la porta. Questo poteva essere anche un pallone pericoloso. Fortunatamente Valzolger ha intuito la traiettoria, è riuscito anche a bloccare la sfera. Valzolger che in questo campionato ha totalizzato 6 clean sheets, 6 porte inviolate. Curiosità, totalizzate tutte tra la terza e l'ottava giornata. Poi le altre partite hanno portato a 7 gol subiti dal Trento Calcio Femminile, che ora prova a sviluppare l'azione sulla sinistra. Rovea cerca Poli al limite dell'area, ancora una buona chiusura della difesa del Padova, che ora cerca di ripartire. Bertamini non deve assolutamente sbagliare questo pallone, sapientemente si appoggia da Ruaben, ancora Fuganti che combina bene con Tononi, cerca di andarsene Tononi, pressata da Gastaldin, e ancora Padova che riesce a compiere una buona cerniera in zona centrale. Trento che deve provare probabilmente ad allargare il campo sfruttando le fasce, perché se no in centro c'è tanta densità. Che è la loro forza, come hanno fatto nel primo tempo. Sicuramente il fatto di essere in svantaggio dopo tanti risultati utili consecutivi magari è come una doccia fredda, però hanno tutte le qualità per riprendere questa partita. Fai bene a parlare di risultati utili consecutivi, perché il Trento Calcio Femminile in questo campionato è ora reduce da 10 vittorie consecutive. È quasi riduttivo parlare di buon momento, si può parlare probabilmente già di buona stagione. Chiaro che ora questa partita è veramente delicata, soprattutto perché appunto arriva a 7 giorni dal scontro diretto con il Cortefranca. Sarebbe veramente importante riuscire a portare a casa il risultato. Per ora però il campo dà ragione al Padova, che è in vantaggio 1-0. Sono già passati 9 minuti all'inizio del secondo tempo. Valzolger costruisce sempre con calma dal dietro il Trento Calcio Femminile, che ora va a cercare Ruaben sulla corsia Mancina. Pallone ancora in avanti, Poli fa bene la sponda e poi Tonelli va a cercare Battaglioli, che è però contrastata, cerca di puntare il diretto marcatore, si apre sul Mancino. Adesso va da Tonelli, che cerca questa volta di mettere il pallone in mezzo all'area. Respinto ancora una volta. Battaglioli l'1 contro 1, riesce a saltare l'uomo. Poi dentro. Attenzione, perché da Pra forse può calciare. Finisce invece per colpire l'avversario. In particolare Ferruccio, che si aveva spostato il pallone un attimo prima che calciasse da Pra. Da una buona occasione che poteva essere quella per il Trento Calcio Femminile. Si è finito per concedere un fallo al Padova, che ora può ripartire all'ennesimo calcio di punizione di questa partita.
Padova che viene da 2 derby probanti con il Vittorio Veneto e con il Venezia, entrambi pareggiati 2-2 e 0-0, quali hanno interrotto una buona striscia di 3 vittorie consecutive, quindi 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 per il Padova, che potrebbe tornare alla vittoria oggi. Per il momento ci sta riuscendo. Attenzione a Ferruzzo, cerca ancora di giocare il pallone in avanti il Padova, non riesce però a passare. Tonelli cerca l'assistenza di Fuganti e la trova, palla in profondità di Fuganti, ora campo dov'è per andare in 1 contro 1, salta il diretto marcatore, cerca il pallone al mezzo con il destro, palla ancora una volta respinta, Tononi deve liberare il mancino, non ci riesce, e allora ancora il Padova a resistere questa buona azione del Trento Calcio Femminile, che era riuscito a trovare la verticale sulla sinistra. In particolare Fuganti aveva trovato Rovea, niente di fatto però. È un peccato, è già la seconda o terza volta che riescono a sfondare sulla sinistra con queste verticalizzazioni, anche perché c'è una differenza di passo e di vivacità, quindi è un peccato perché sono occasioni importanti. Vediamo se ora una di queste occasioni riuscirà a sfociare in qualcosa di buono per il Trento Calcio Femminile, che dicevamo non ci stancheremo neanche di ripeterlo. 55esimo minuto, 56esimo, ancora sotto 1-0 con il Padova, e man mano che passano i minuti diventerà sempre più difficile scardinare una difesa che, come abbiamo detto più volte, è assolutamente di tutto rispetto. Rimessa laterale per il Padova ora. Carli cerca di fare la sponda di testa, finisce invece per favorire Fuganti. È Poli che cerca il movimento in profondità di Tonelli. Adesso vediamo se anche dalla panchina del Trento potrà uscire qualcuno. Ci pensa invece mister Di Stasio a fare il secondo cambio della partita. Esce la numero 11 Carli, entra invece nelle file del Padova Anna Adona, che come ricordava Christian poco fa, o comunque nel primo tempo, è il miglior marcatore del Padova, 7 gol all'attivo per lei in questo campionato, quindi altri pericoli per il Trento Calcio Femminile, che dovrà contenere un attaccante promettente come Anna Dona. Attenzione a Stefanello che cerca di girarsi sulla tre quarti, pallone che finisce per Gastaldin, Battaglioli riesce a intercettarlo. Fuganti deve cercare una compagna in avanti, cerca Tonelli che non riesce ad agganciare il pallone in un primo momento, ce la fa dopo, prova Poli dalla distanza e sappiamo che anche questa opzione Carolina Poli ci ha provato con il destro, finito circa 1 metro sopra la traversa il tiro di Poli. E ora c'è il primo e anche il secondo cambio per il Trento Calcio Femminile. Esce Dapra, entra Rosa. Ed esce anche Carolina Poli, autrice di quest'ultimo tiro. Entra invece Pasqualini con il numero 9 in campo. Non dovrebbe cambiare granché a livello tattico, nel senso che Pasqualini probabilmente farà il riferimento davanti al posto di Rosa, al posto di Dapra, pardon. Mentre Rosa si collocherà sulla tre quarti a fianco di Tonelli. Sono i cambi che potrebbero dare una scossa a questa partita? Ma diciamo che ha fatto bene magari a rompere un po' l'inerzia, no? Perché il dispendio che sta per recuperare la partita è tanto, quindi i cambi poi determinano sempre a risultato effettuato, quindi staremo a vedere, mi auguro di sì, insomma.
Allora vedremo se gli ingressi di Giulia Rosa e di Pasqualini potranno in qualche modo dare nuovo smalto al Trento in attacco. Nel frattempo è il Padova a provare a sfondare in avanti, non riesce però il passaggio di Gastaldin e allora ha recuperato palla il Trento Calcio Femminile. In questo caso si gira molto bene Fuganti, cerca l'apertura per Rovea, non passa il pallone e qui è brava ad intervenire Ruaben. Ancora Pasqualini che tocca il suo primo pallone della partita, si appoggia nuovamente dal playmaker Fuganti che cerca in avanti nuovamente Rovea sulla sinistra. Fuganti che è il vero e proprio playmaker di questa squadra, dicevamo. Viene spesso impiegata davanti alla difesa, dotata di buon lancio. Attenzione perché qui soluzione corta di Valzolger rischia di complicare la vita al Trento Calcio Femminile, in qualche modo ci riesce anche. Attenzione perché Donna può lavorare il pallone al limite dell'area, riesce a intervenire però bene Giulia Rosa sul pallone e impedire a Gastaldin di colpire la sfera. Attenzione perché ancora Gastaldin a cercare. Azione confusa nei pressi dell'area del Trento Calcio Femminile, risolve la situazione di confusione Bertamini che spedisce il pallone in rimessa laterale. È un momento un po' di difficoltà, di mancanza, un po' devono resettare un attimo e riprendere a fare quello che stavano facendo il primo tempo prima di subire il gol. Non devono, ripeto, non devono aver fretta, hanno le qualità per riprendere la partita. Logicamente non è semplice, però ci devono credere, Allora vediamo se il Trento avrà la calma e la pazienza per sfondare una difesa organizzata come quella del Padova. Ci sarà bisogno di sfruttare le poche occasioni giuste che capiteranno. Abbiamo visto fino adesso non sono state tante. Ha provato in questo caso Bertamini ad innescare Battaglioli sulla destra, non è riuscito a controllare il pallone. Tonelli cerca Giulia Rosa che ora deve provare a girarsi, non si fida e decide di scaricare per Bertamini. Pallone largo per Battaglioli. Tononi, Battaglioli costretta a tornare indietro da Bertamini. Fuganti che finisce addirittura per appoggiarsi da Valzolger, la quale allarga sulla sinistra da Ruaben. Fuganti, soluzione lunga per Tonelli che non riesce però ad agganciare. Torna allora il possesso al Trento Calcio Femminile. Tonelli ha una nuova opportunità per inventare, prova a farlo con il destro e ad aprire a destra per Battaglioli. Anche in questo caso però il pallone in profondità è troppo lungo e Battaglioli non può arrivarci. Battaglioli che è molto giovane, la scorsa stagione era al Südtirol. Nasce come punta, ma per intuizione di mister Spagnoli quest'anno ha giocato anche tanti minuti da esterno di centrocampo e è tuttora impiegata in questo ruolo, dove può sfruttare ancora di più la sua velocità, abbinata a una buona tecnica, quando poi si tratta di crossare il pallone in centro all'area. In questo caso crossa Pasqualini, sponda di Tonelli e poi Rosa la palla, gol del pareggio, ha colpito con il destro sulla buona sponda di Tonelli. Ampiamente a lato però la sua conclusione, probabilmente anche deviata, infatti si riprende con un calcio d'angolo. Questa era veramente una buona occasione. Questa sì, questa è un'occasionissima, anche perché è stata preparata bene con una gran sponda e quindi peccato veramente. Nel frattempo è rimasta a terra una giocatrice del Padova, si tratta probabilmente di Spagnolo, che ora
riceve i soccorsi desiderati. Dicevamo però una grande occasione per il Trento Calcio Femminile. Innescata da Rovea, poi ricamata da Tonelli, e Rosa non è riuscita a girare verso la porta, anche per merito di una difensore del Padova. Calcio d'angolo battuto ora al centro, pallone che finisce ancora sui piedi di Tonelli, che se lo ritrova però troppo vicino al corpo, riesce solo a calciare con il mancino. Il pallone anche in questo caso termina a lato, non è riuscita né a dare potenza né precisione, però era una buona occasione anche questa. Rosa, Tonon cerca Rovea, invece interviene Spagnolo. Ruaben, bella la sterzata qui, cerca la combinazione con Rosa che però non si concretizza. Allora pallone in avanti del Padova che cerca di sfruttare sempre la profondità per attaccare il Trento Calcio Femminile alle spalle. Non funziona in questo caso, invece Trento che si sposta sulla destra con Bertamini. Walzolger prova il rinvio lungo, palla contesa a centrocampo, ma Tononi riesce a ripulirla a meraviglia, senza però riuscire a far avanzare la squadra. Pallone che ora è tra i piedi di Ruaben. Rosa cerca di andarsene, finisce per ottenere un'altra rimessa. Giulia Rosa che è stata esclusa anche un po' a sorpresa in questa partita, anche se Spagnoli si è abituato a tanti cambi. Ora attenzione perché Battaglioli riceve un pallone in area, prova a appoggiarsi da Tonelli, che però era coperta da una compagna, anche per quello probabilmente sbrazza un attimino. Era difficile da servire, ci ha provato lo stesso Battaglioli. È stata brava la difesa anche del Padova ad intercettare. Dicevamo, Rosa esclusa un po' a sorpresa in questo avvio di partita. Un attaccante molto mobile che veniva anche da un discreto momento, un buon assist servito nell'ultima partita con il Portogruaro, che aveva permesso a Tonelli di segnare il gol del 2-0. Adesso vediamo se Giulia Rosa riuscirà a smuovere questa gara e smuovere il Clarenzia dal numero 0 che leggete in sovrimpressione a Franco al punteggio. Cross, attenzione intanto al tiro di Stefanello con il destro, che viene bloccato da Walzolger. E ancora Spagnoli a provarsi poi da lontanissimo. Padova che anche per alleggerire cerca questi tiri dalla distanza. Cambio nel frattempo tra le fila del Trento Calcio Femminile. Esce Tononi al suo posto, entra Maiantolini. Mi cambia anche qualcosa probabilmente a livello tattico. Vedremo se Antolini si posizionerà a fianco di Fuganti o se si sposterà in avanti. Attualmente però pare posizionarsi a centrocampo. Ci vorrebbe adesso un episodio che possa far prendere coraggio, un po' più coraggio ancora, dai, a queste ragazze. Non meritano sicuramente di essere sotto, quindi dicevo, ci vorrebbe proprio un episodio che cambi l'inerzia un po' a questa partita. Allora alla ricerca dell'episodio il Trento per sbloccare la sua partita, perché il Padova il punteggio è riuscito anche a sbloccarlo nel primo tempo, ricordiamolo per chi si fosse collegato da poco. Gol del vantaggio siglato da Gastaldina al 39esimo minuto del primo tempo, in una delle poche occasioni avute dal Padova in questa partita. Trento che ha costruito di più ma che non è riuscito a concretizzare quanto prodotto. Bertamini rischia qualcosa appoggiandosi da Tonelli, la quale cerca una soluzione lunga. Rosa prova a fare la sponda di testa ma il pallone finisce per tornare al Padova.
non si concretizza neanche questa. Tentativo di uscita, attenzione, un altro cambio nel frattempo tra le fila del Padova. È entrata la numero 15 in mezzo al campo, si tratta di Didonè, che ha preso il posto di Spagnolo. Anche in questo caso probabilmente non dovrebbe cambiare molto a livello tattico per il Padova. Rinvio lungo di Valzolger che non ottiene gli effetti sperati. Riesce comunque a conservare il possesso il Trento, che cerca di ripartire da dietro con Ruaben. Attenzione Antolini che tocca il primo pallone della sua partita, anche campo per far avanzare la squadra, cerca di allargarsi ancora una volta da Battaglioli, ha subito però fallo poco prima che scaricasse il pallone, e allora ha ottenuto una buona punizione per il Trento Calcio Femminile, che gioca il pallone velocemente da Fuganti, cambia fronte per Ruaben, viene incontro Pasqualini che lavora bene per Tonelli, la quale si gira e subisce fallo dalla neoentrata di Donè, che è intervenuta molto ruvidamente su Tonelli. Tonelli che era girata a spalle alla porta e che quindi difficilmente avrebbe potuto colpire qualcosa di diverso dalle sue gambe di Donè, tant'è che appunto ha commesso fallo. Calcio di punizione, vediamo se questo può essere l'episodio giusto. Sì, hanno trovato questo calcio di punizione con un'azione manovrata, che è quella, la forza di queste ragazze, per quello che non devono smettere di giocare. Ha fatto un'ottima giocata, palla sull'esterno, palla avanti, una sponda, e ha costretto al fallo il Padova, e quindi loro devono continuare così per cercare di trovare quell'episodio che ti dicevo. E attenzione perché Pasqualini nella scorsa partita con il Portogruaro da calcio di punizione ha colpito la traversa. Attenzione a Pasqualini che parte col destro, vola Polonio ed è via in angolo. Occasionissima per il Trento Calcio Femminile da calcio di punizione, battuto bene da Pasqualini, respinto da Polonio. Occhio perché l'angolo adesso battuto al centro dal Trento Calcio Femminile permette a Linda Tonelli di arrivare sul pallone sul secondo palo. Tenta di rimettere il pallone in mezzo all'area, non ci riesce, allora cerca di uscire il Padova. Battaglioli in compenso riesce a fermarli. Ancora Fuganti, in profondità a cercare Tonelli, che riesce a intervenire. Tonelli sterza, calcia, è fermato in posizione di offside l'attaccante del Trento Calcio Femminile, che aveva concluso un attimo dopo a rete. È stato annullato il gol, che in realtà non era neanche avvenuto al momento del fischio. In ogni caso, occasione molto importante per il Trento Calcio Femminile, che viene prontamente fermata dal direttore di gara, che secondo quanto segnalato dal suo assistente ha ravvisato una posizione di fuorigioco. Peccato. Rosa cerca il pallone in avanti per Pasqualini, la quale vede il movimento di Battaglioli a destra, non riesce a intervenire Gallinaro, e allora ci prova Battaglioli a puntare il diretto marcatore, non riesce invece a servire Rosa che calcia, Murato, ancora Rovea che va da Pasqualini col destro, deviata la sua conclusione, poi fa buona guardia a Polonio che si tuffa e blocca il pallone. Trento che adesso sta iniziando a premere con insistenza in zona area, è riuscita a calciare più volte, per il momento ancora senza i risultati sperati.
Attenzione al Trento che prova ad attaccare sulla tre quarti con Rosa, non riesce a passare il pallone del trequartista che finisce per colpire un difensore del Padova. Ci prova ancora invece le biancoscudate ora. Riesce ad avanzare Amidei che si appoggia da Dona. Non c'è nessuno che si muove in profondità per il Padova, allora la formazione ospite è costretta a conservare il possesso in zona tre quarti. Rosa si appoggia da Pasqualini che va a sua volta da Battaglioli. Ora è Antolini che cerca di girarsi, potrebbe cambiare il fronte e velocemente andare sulla sinistra, non ci riesce perché il numero 18 Fabruzzo ha commesso fallo. Si era creato un buono spazio sulla sinistra, non è riuscito a sfruttarlo il Trento. Fuganti che qui commette un'ingenuità, gioca troppo in fretta al pallone, finisce per regalarlo al Padova e poi per commettere anche fallo su Stefanello che le aveva scippato il pallone. Trento che in questo campionato è restato a secco di gol solo in occasione della prima giornata contro il Cortefranca terminata 2-0. Poi 11 partite. Attenzione perché qui il Padova riesce a trovare la profondità con Stefanello che mette il pallone al centro. Occasione centro area per gli ospiti, ma respinto bene il Trento. Attenzione perché il Padova insiste sulla sinistra. Gastaldello che non riesce a vincere il duello individuale con Battaglioli. Allora rimessa dal fondo per il Trento Calcio Femminile. Dicevamo Trento Calcio Femminile che solo nella prima giornata di campionato non era riuscita ad andare in gol. Poi 11 partite consecutive a segno e questa sarebbe eventualmente la prima dopo addirittura 11 settimane consecutive a rete, tolto ovviamente la pausa per le contingenze legate al virus. Attenzione perché qui Fuganti cerca di mettere il pallone in mezzo all'area, Pasqualini riesce a girarsi e a calciare con il mancino, strozza però il pallone e anche in questo caso non riesce a dare forza. Immagino fossero queste le occasioni importanti di cui parlavi. Sì, anche perché sembra a volte che abbiamo perso un po' la fiducia, no? E quindi però devono avere la convinzione che giocando col fraseggio sono sempre arrivate là, sono sempre arrivate alla conclusione. Devono avere un po' più convinzione, che è quella che secondo me un po' gli manca per riacciuffare sta partita. E allora un altro cambio tra le file del Trento Calcio Femminile nel frattempo è stato appena effettuato. È uscita sulla corsia di sinistra Rovea, è entrata al suo posto Varrone che si è andata a posizionare sulla destra con Battaglioli invece che ha cambiato fronte, è andata a giocare sulla sinistra. A livello tattico cambia poco. La difesa 3 con i due esterni restano. Sicuramente Varrone potrà dare più freschezza e magari anche qualche soluzione in più per saltare l'uomo e scardinare la difesa del Padova, che in questo momento sembra inespugnabile. Attenzione a Tonelli che si gira bene. Palla in profondità per Rosa che controlla, va col destro! Respinge ancora una volta Amidei. E anche in questo caso il Trento Calcio Femminile è andato vicino al gol del pareggio, ha calciato di potenza Rosa. Amidei è stata veramente provvidenziale in questo caso. Siamo subito dall'altra però, attenzione perché Dona calcia, non riesce a dare forza al pallone e Valzolgar se la ritrova tra le braccia. Fuganti, Tonelli, Ruaben. È un peccato perché adesso meriterebbero, 2 o 3 situazioni importanti le hanno avuto, proprio per poco non sono riuscite, però sono sempre arrivate veramente vicino a riacciuffare la partita, al pareggio.
E allora anche un po' di sfortuna in questo secondo tempo del Trento, sicuramente un po' di sfortuna. Noi siamo arrivati ormai al minuto 36, meno di 10 minuti al termine. Calcio d'angolo per il Trento Calcio Femminile, cross al centro, Pasqualini non riesce a svettare, ci riesce invece Varrone, pallone che resta lì, Tonelli, una mischia, ancora Tonelli, finisce giù, fa cenno che non c'è alcun calcio di rigore il direttore di gara, lo lamentavano a gran voce le giocatrici del Trento. E dalla nostra postazione sembrava anche forse poterci stare. La finta in area Tonelli in occasione della mischia. Chiaro però che è difficile dire cosa fosse effettivamente successo. Tenta Battaglioli col mancino dalla distanza, proprio sul suggerimento di Tonelli. Il pallone però si impenna un po' troppo e finisce alto sopra la traversa. Tu, Christian, sei riuscito a vedere meglio cosa è successo in mezzo all'area? No, sinceramente no, perché avendo un po' il sole contro e questo palo in mezzo non ho visto neanche io. E allora non ci resta che affidarsi alle immagini del post gara per decidere se eventualmente fosse rigore quello lamentato dal Trento Calcio Femminile, che ora non si fa però scoraggiare dagli episodi avversi e cerca di attaccare nuovamente. Ha recuperato palla il Padova, si sviluppa il proprio gioco sulla sinistra, colpo di tacco tentato da Gastaldello, non passa il pallone del trequartista padovano. Allora ora è Dona, sarà in possesso di palla, cerca di saltare Bertamini, non ci riesce. Alla fine alla meglio Bertamini, che può far ripartire il Trento. Tonelli, Ruaben a campo ora per portare il pallone, se lo allunga un po' troppo però interviene Fabruzzo, che conquista una rimessa laterale in favore del Padova. Ora mancano poco più di 5 minuti al termine e continuiamo a ricordarvelo perché il risultato vede ancora il Trento sotto nel punteggio. Attenzione Stefanello che cerca il pallone in profondità, qui non passa. Dicevamo Trento che è ancora sotto, ma che probabilmente ai punti meriterebbe quantomeno di essere in situazione di parità. Dona non riesce a proteggere il pallone, viene intercettato invece da Tonelli. Bertamini si allarga ora Tonelli che viene a ricevere pallone molto basso, ora cerca la soluzione in profondità. Adesso Tonelli è venuta molto indietro a cercare di far partire l'azione del Trento, non c'è riuscita. Invece c'è un cambio sulla panchina di Mr. Wisintainer, viene sostituita la numero 8 Fuganti, entra Maurina a centrocampo, probabilmente andrà lei a posizionarsi al fianco di Antolini, anche se nelle ultime uscite l'avevamo vista impiegata soprattutto come difensore centrale. Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista e oggi sostituisce Fuganti per questi ultimi 7-5 minuti di gioco, posizionandosi il centro al campo. Ancora calcio d'angolo per il Trento Calcio Femminile. Sul primo palo, e adesso è veramente affollatissima l'area del Padova, saranno almeno una quindicina di giocatrici a presidiarla tra una e l'altra squadra. Nel frattempo il Trento riesce a ottenere l'ennesimo calcio d'angolo di questa partita, il sesto, che si incarica ancora Rosa di battere. Pallone che spiove in mezzo all'area, finisce per essere intercettato da Varrone, che cerca anche di stoppare prima della conclusione, chiaramente non riesce a colpire. Attenzione perché qui la sventagliata di Antolini premia Rosa, la quale era però in
posizione di fuorigioco secondo l'arbitro. Dubbia la posizione, perché stavo proprio guardando Rose e mi sembrava in posizione regolare. Queste situazioni qua di palle native sono fondamentali, perché poi è una partita loro che veramente si sono chiuse, si fa fatica a sfondare. Gli episodi ci sono stati, però queste situazioni palle native bisognerebbe sfruttarle maggiormente. E probabilmente sentite anche qualche urlo dagli spalti che, seppur... Attenzione, perché qui intanto ha calciato la numero 15 del Padova, è stata Didonè a tentare la conclusione dal limite dell'area, finito per mancare lo specchio, ma anche questa era una discreta occasione per le biancoscudate. Di questi palloni non ne hanno avuti molti nel corso della ripresa, dato che il Trento è riuscito a controllare maggiormente il possesso, avere le occasioni più importanti di questo secondo tempo. Attenzione qui, perché Gastaldin cerca di replicare al gol siglato proprio da lei nel primo tempo. In questo caso cerca di colpire con il destro in maniera molto complicata, tant'è che il pallone non finisce nemmeno verso la porta di Valzolger. Qui Varrone riesce a scippare il pallone a una giocatrice del Padova, avanza invece Rosa, che può puntare nell'1 contro 1, cerca di spostarsi la palla sul mancino, calcia, murata anche lei, respinta ancora dalla difesa del Padova la ribattuta, e pallone che finisce a Maurina. Ultimi scampoli di gioco che il Trento deve provare a sfruttare per venire al pareggio, e allora il pallone però arriva a Stefanello, che cerca di sfruttare la profondità, in particolare di innescare Dona, pallone troppo lungo che finisce tra le braccia di Valzolger nuovamente. Adesso squadre molto lunghe, come capita spesso nei finali di partita, stanno un po' perdendo le distanze tra i reparti. Forse potrà sfruttarlo il Trento. Stanno cercando di buttare in campo tutto quello che hanno per recuperare, perché è una partita sicuramente che le vede sotto, ma che, se guardiamo un po' le situazioni, le occasioni che hanno avuto, sicuramente non meriterebbero. Quindi adesso magari cercano, forse anche giustamente, di buttarsi avanti per cercare di riprenderla con le ultime forze. Mancano veramente pochi minuti al termine della partita, poco più di 1 minuto e 30 al recupero che dovrebbe essere segnalato da bordo campo. Attenzione, perché la palla in profondità rischia di premiare Tonelli tra le tante maglie del Padova, finisce però alla fine per essere intercettata da Midei, che con l'ennesimo pallone toccato della sua partita riesce a spedire il pallone in rimessa laterale. Attenzione a Stefanello, che ha campo ora per andare, può puntare anche nell'1 contro 1 Bertamini, preferisce accentrarsi Stefanello, si allarga dall'altra la compagna, e allora Stefanello poi prova un'altra delle conclusioni ambiziose che ci ha fatto vedere in questa partita. Questa sarà almeno la terza, pallone che anche in questo caso viene fermato senza troppe difficoltà da Valzolger. Bertamini, pallone in avanti che si concretizza con un nulla di fatto, finisce invece per concedere la rimessa al Padova. Ancora batti e ribatti in zona rimessa, qui addirittura Wisintainer a dover dare il pallone alle proprie giocatrici. È stato segnalato nel frattempo il recupero della partita. Saranno 4 minuti quelli che separeranno il Trento dal triplice fischio. Vediamo come riuscirà a sfruttarli. Nel frattempo situazione tesa tra Tonelli e la numero 23 del Padova, Biasiolo.
In ogni caso ha conquistato un calcio di punizione il Trento Calcio Femminile, che ora si riversa tutto in avanti per cercare di sfruttare questa occasione. Palla sul secondo palo di Tonelli, cerca di colpire Giulia Rosa, che anche in questo caso probabilmente viene ingannata dal vento e non riesce ad impattare con la testa. Rimessa dal fondo. Rinvio lungo di Polonio. Trento che riesce a recuperare il pallone in centro al campo. Cerca poi Tonelli di servire Antolini. Non finisce l'azione del Trento, che innesca invece quella del Padova. Stefanello prova il break ad aprire per la compagna. Ancora situazione confusa a centrocampo. Cerca di sbrogliarla la subentrata Gastaldello, che sposta il centro di gravità del Padova sulla destra. Ancora Dona, che addomestica, si appoggia, cross al centro del Padova, prova a lavorare il pallone Gastaldin, Maurina glielo impedisce. No. Finisce anche per conquistare una rimessa. Battaglioli ora a campo per avanzare. Non viene contrastata Battaglioli, allora ne approfitta. Qui tenta di aprire sulla destra, colpisce però male il pallone e sbaglia completamente misura del passaggio. Controffensiva del Padova. Viene affidata ancora a Stefanello, il quale prova a passare tra le maglie del Trento, il quale però in questo momento non sta facendo fatica a contenerla. Battaglioli, ultimi palloni di questa partita. Si appoggia a Pasqualini, che cerca di andarsene in mezzo a due, forse subisce anche fallo, non secondo l'arbitro, si prosegue. Allora pallone che arriva a Dona. Ancora poco più di 1 minuto e 30, 2 minuti al massimo al termine della partita. E qui Stefanello cerca di andarsene, non riesce e finisce per concedere una discreta ripartenza al Trento. Squadre lunghissime in questo momento, con Tonelli che porta il pallone a Rosa, la quale cerca di andarsene via sulla sinistra. Ancora Rosa, rientra sul destro, prova ad appoggiarsi di nuovo indietro da Tonelli. Azione prolungata ora del Trento Calcio Femminile con Battaglioli che cerca di far passare il pallone in profondità. Ennesima lettura corretta di Amidei che allontana. Antolini prova col destro da lontano. Era partito molto teso il tiro, senza troppi problemi, però Polonio è riuscito a intercettarlo. Quanto manca, Federico? Manca poco più di 1 minuto al termine, nemmeno. Non dovrebbe esserci ancora molto tempo adesso in base a quanto ha conteggiato l'arbitro. Ecco che dice che può bastare così il direttore di gara. Allora il Padova alla meglio sul Trento Calcio Femminile. Vittoria per 1-0 che allontana il Trento dalla vetta. Ad una sola settimana dalla partita col Cortefranca. Adesso ci sarà da vedere cosa ha combinato il Cortefranca nel match col Venezia. In ogni caso si può dire che sia un'occasione un po' sprecata per il Trento Calcio Femminile, che esce sconfitto per 1-0. Cristian, un'ultima battuta, un'ultima impressioni? Niente, intanto vi ringrazio per avermi invitato. Mi dispiace veramente tanto perché comunque non avrebbero meritato. Comunque devo fare i complimenti a questa squadra perché oltre al gioco ha messo in campo veramente tutto quello che avevano. Si sapeva che era una partita difficile per il numero che avevano detto all'inizio, però faccio i complimenti ai ragazzi e in bocca al lupo per il proseguo. E allora il Padova può esultare, festeggiare questa vittoria che, come sottolineava Cristian Maraner, è arrivata nonostante qualche occasione creata in meno rispetto al Trento.
Partita che ora termina e passeremo il collegamento a Michela Grazzi che chiuderà la diretta. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, un saluto da Federico Casna e Cristian Maraner e alla prossima diretta. Passiamo la linea a Michela Grazzi. La partita termina così, quindi ha fatto la differenza quel gol nel primo tempo, forse frutto anche di un episodio, come abbiamo detto. Alla luce del secondo tempo davvero il Padova ha fatto poco più di quel tiro, però insomma si ferma la serie di vittorie del Trento. Che secondo tempo è stato? Molto ad una porta sola, insomma. Esatto, il Trento ha avuto un bel po' di occasioni e è così, quando c'è l'episodio che determina la partita, a volte, vabbè, purtroppo si poteva forse fare un po' di più, però insomma, vabbè, ci sta, si fa anche bottino di quello che si rende utile anche a volte una sconfitta. Sì, no? Fa esperienza sicuramente e insomma sì, qualche lezione da portare a casa c'è sempre. Certo. Oggi forse il Trento è sembrato davvero, abbiamo detto, timoroso nel primo tempo, nel secondo poco deciso, calcolando quello che c'era in palio, no? Poco deciso, magari anche un po' poco organizzato, un po' impaurito, una somma di cose insomma che non hanno dato il giusto valore alla squadra. E quindi insomma il Padova se ne va con i 3 punti da Trento, accorciando di fatto in classifica. Non cambia nulla, le posizioni restano quelle perché i punti erano tanti. Esatto. Il Trento perde il contatto col Cortefranca perché il Cortefranca nel frattempo sta vincendo Venezia 2-0, quindi saranno 4 punti. Domenica arriveranno le capoclassifica qui a Mattarello, però con questo bel bottino da poter gestire. Sì, loro possono gestire, è vero, il bottino, ma secondo me questa sconfitta può dare la forza per iniziare bene il ritorno, il girone di ritorno e quindi dai, insomma, io vedo sempre anche il lato positivo delle cose, insomma, no? È tutto da decidere, siamo ancora alla fine del girone d'andata, dobbiamo fare ancora il ritorno, insomma c'è spazio. C'è spazio per poter, ecco qui confermato il risultato del Trento, ancora non quello di Venezia, ma insomma possiamo dare abbastanza per certa questa vittoria. Il Cortefranca era appunto sul 2-0 fino a pochi minuti dalla fine, quindi immaginiamo che questa sarà la situazione. Che Trento hai visto? L'avevi seguito nelle ultime uscite, nell'ultimo anno, quello insomma, in cui sta davvero sorprendendo con questa seconda posizione in classifica? Sì, io lo sto seguendo, avevo visto alcune partite appunto e mi piaceva, non che oggi non mi sia piaciuto, è mancata quella determinazione che forse poteva fare la differenza oggi, insomma la squadra è quella, insomma la determinazione oggi è mancata alla squadra di Spagnoli. E abbiamo appunto mancato anche il risultato. Esatto. Un breve riassunto di quanto è successo sugli altri campi, come abbiamo detto. Isera che ha vinto con l'Atletico Oristano in Sardegna nell'anticipo di questa ultima giornata della Serie C femminile, girone B, l'unico girone in campo oggi, l'unico girone a 13 squadre, quindi per gli altri 3 il girone d'andata è finito domenica scorsa. Brixen che sta vincendo 8-0 sul campo delle Torri. Vittoria in trasferta è ancora temporanea, non ancora nulla di confermato, della Triestina a Vittorio Veneto. Il Padova si impone 1-0 a Trento. Portogruaro sconfitto dall'Unterland 2-1, o meglio, in questo momento il risultato è 2-1, ancora da confermare tutti gli altri risultati a parte quello del Trento, ricordiamolo, e il Cortefranca che vince 2-0 sul campo del Venezia. Padova che di fatto quindi supera il Venezia in classifica, ma Cortefranca e Trento che restano prime e seconde, sì. Se la vedranno quindi domenica prossima qui su questo campo. Io non so se ritroverò anche Katia Ferrari, intanto insomma, ti ringrazio ovviamente. Ringrazio voi dell'invito. Rubiamo un'altra domenica, poi è uscito anche il sole, quindi non ti abbiamo neanche fatto stare sotto l'acqua e chissà, magari appunto tra qualche giorno ci potremo rivedere per commentare questa partita, perché ci piace avere il commento di chi
nel calcio femminile, oltre ad esserci stato, c'è ancora, rimane e vuol far crescere insomma le nuove generazioni. Qui vediamo davvero tante giovani in campo. Oggi era un Trento molto giovane, no? Molto giovane, sì. Questo Ma dà ci sono fiducia anche- per il movimento? Per il movimento, dà fiducia per la città, per Trento appunto, per la regione, insomma è per un qualcosa di positivo, di futuro, che secondo me ci sta. Le giocatrici sono valide, hanno voglia, hanno determinazione, hanno tecnica, hanno un buon carattere. Direi che insomma se per una volta non va, non vuol dire nulla. In un intero campionato, insomma, Assolutamente. un passaggio negativo quello di oggi, Ci sta. purtroppo, una sconfitta nell'ultima di andata. Grazie ancora, alla Grazie prossima a voi. a Katia Ferrari. Torniamo con la diretta su YouTube anche domenica prossima per la partitona tra prima e seconda in classifica, quindi con Trento Corte Franca domenica prossima 14:30, sempre in diretta da Mattarello.